Continuava ad esercitare la professione di medico nonostante fosse stato sospeso dal suo ordine professionale perché non vaccinato. I carabinieri di Adria hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Venezia un dottore 67enne Novax, nato e residente del Veneziano, per esercizio abusivo della professione medica. Secondo gli accertamenti, il professionista avrebbe continuato a rilasciare certificazioni mediche presso il suo studio, con sede in un paese della provincia di Venezia, incurante della sospensione. La denuncia del medico Novax non è l'unica notizia che oggi ha scosso la sanità veneziana, perché risulta iscritta all'Ordine delle professioni infermieristiche di Venezia un'infermiera dell'ASL di Piacenza arrestata con l'accusa di avere iniettato soluzioni fisiologiche al posto dei vaccini, certificando tamponi fasulli per garantire il Green Pass a Novax compiacenti. In una nota, l'Ordine veneziano ha espresso la più forte condanna di questa condotta, che oltre a danneggiare la salute pubblica è definita gravemente lesiva dell'immagine pubblica e della professionalità degli infermieri e offusca in modo indegno l'impegno degli iscritti che con massima professionalità, umanità e dedizione lavorano quotidianamente per il bene comune, mettendo a rischio la salute per la tutela della collettività.